questa guerra. E buonasera al professor Romano Prodi, collegato con noi in diretta. Presidente, ha visto il quadro della situazione? Secondo lei c'è una via d'uscita? Ma il quadro che avete fatto non dice che ci può essere una via d'uscita, speriamo un cambiamento. Ho assistito a questo telegiornale con angoscia, perché qui non ci sono dialoghi. Cioè perfino nei periodi più brutti della guerra fredda in fondo c'erano i dialoghi sul disarmo, c'erano l'alta diplomazia reagiva. Oggi noi vediamo soltanto il segretario dell'ONU che dice, della NATO, che dice la guerra può durare mesi e anni. Allora mi auguro solo che ci sia qualcosa di diverso nei giorni futuri. Quando, vedete, oggi giustamente il Papa ha detto l'ONU non esiste, ma frase perfetta. Ma vi rendete conto cosa vuol dire l'ONU non esiste? In un problema, quando si tratta di pace e di guerra? Ecco, allora bisogna assolutamente che le grandi potenze che ora comandano loro, cioè Cina e Stati Uniti, comincino a dialogare, magari con interposta persona, ma debbono cominciare a dialogare, se no veramente la guerra dura mesi e anni. Senta, perché quello che ci avete fatto vedere sul campo è terribile. È terribile, Presidente. Putin ha un atteggiamento sempre più rigido, nonostante le sconfitte che abbiamo anche documentato in questi giorni. Lei che lo conosce, ci dica cosa a suo giudizio potrebbe convincerlo a fermarsi? Non lo so, perché il Putin con cui dialogavo, che conoscevo durante la mia presidenza, ma è finita nel 2006, facevamo l'incontro annuale ogni anno Unione Europea, tutta l'Unione Europea con la Russia, e c'erano cooperazioni effettive, forti, e tutto è cambiato, si è radicalizzata la politica e qui è un altro Putin ed è un altro mondo. Questo è il dramma che viviamo, per cui non le posso dare una risposta, perché è tutta un'altra persona ed è tutta un'altra situazione storica. Grazie al professor Romano Prodi per essere intervenuto al TG1. Dal Consiglio dei Ministri via libera al documento di economia e finanza. Poesie, poesie.